stamattina sono stata male, abbastanza, infatti ho la faccia che dice tutto. Ho fatto colazione come sempre, il mio porridge, ho bevuto il caffè latte. Il caffè latte mi fa sempre mal di pancia, sono stata malissimo. Ho iniziato ad avere crampi intestinali, ma forti. Poi mi è venuta una nausea fuori misura, perché quando ho male, cioè ho problemi all'intestino, mi viene anche la nausea, tutto collegato. Sono stata malissimo. Ma che tra l'altro prima avevo caldissimo, adesso sto morendo di freddo, sono qui davanti alla stufetta in bagno perché ho freddo. E prima avevo caldissimo. No, sono stata proprio male oggi. Mamma mia. Io che volevo uscire, non sono riuscita. Io in questo momento mi metterei di nuovo a letto. Era da tanto che non stavo così male, ma veramente tanto. Una volta, lo sapete, mi capitava spesso di avere questi problemi intestinali. Adesso era da tanto che non ce l'avevo in questo modo, poi così violento. Basta, passo e chiudo, mi lavo, mi vesto. Oggi per pranzo riso, zucchine e tonno. Basta. Di solito ci aggiungo anche la ricotta, ma c'è già il tonno come proteina. Di solito metto 2 proteine, ricotta e tonno, però ho messo più tonno rispetto al solito, quindi ho eliminato la ricotta. Ho anche un po' di pane e l'ho assaggiato, però non so, mi manca proprio la ricotta, sono talmente abituata a mangiare anche quella. Cioè, è buono perché comunque è speziato, io ci metto di tutto, però mi manca proprio la parte della ricotta. E dà anche cremosità la ricotta. Vabbè, comunque questo è il mio pranzo di oggi. Io non so quanto comodo possa essere, comunque. Pepe? 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 Ma lo capisci che sei un po' sbilenco? Vabbè, se tu sei comodo. Ho giocato con Animal Crossing. Adesso sono le 11, ho spento. Basta. Adesso mi preparo, cioè lavo i denti e vado a dormire. Mi preparo, lavo i denti. Sì, vado perché sto cercando di andare a letto un po' prima. Alle volte ci riesco, alle volte no, ma insomma ci sto provando. Non che io mi debba svegliare presto, però per il corpo è meglio andare prima. Anche se io sono notturna e vivrei di notte e non di giorno, ma quello è un altro discorso. Là, fatto. Ok, il divano è sistemato, siete appoggiati alla cuccia di Pepe. Pepe è un po' rintronato, sta pensando, non sa. Io ho un prurito, questa è tutta dermatite, non si vede forse, qua, tutto qua. In realtà il rosso c'è qua e qua, poi io ce l'ho qua in mezzo, ce l'ho qua, lasciamo perdere. Sono qua che continuo a grattarmi, non ho ancora fatto carne viva, ma se continuo a grattarmi adesso mi metto la Gentalin perché non posso continuare così. Quindi vi do la buonanotte e io vado a dormire. Qua hanno ancora cibo, c'hanno ancora un po' di pappa nelle ciotoline, quindi lascio tutto qua stanotte. Adesso mi bevo un attimo un po' d'acqua tiepida. Occhi e buonanotte. Dal bagno, perché ho intenzione di sistemarmi i piedi, sì, di nuovo. Io ho veramente i piedi, ve l'ho sempre detto, disastrati, cioè tempo zero sono di nuovo da sistemare. Comunque, dal bagno, in realtà dovrei fare tante cose in casa e anche pulire il bagno, ma non ho voglia. Non ho voglia, c'è un bagno che fa schifo. Io vi giuro che se vi dico che è sporco, è veramente sporco, ma non ho voglia di pulirlo. E tempo ne avrei, tempo ne avrei tantissimo, non ho voglia. Poi oggi che la giornata è uggiosa, umida, brutta proprio, è una giornata strana. Cioè, non ha senso di esistere sta giornata. Ma sta anche uscendo il sole.
c'è un leggero sole, una leggera luce, vabbè, ma è umido proprio fuori, non mi piace, infatti ho messo la dolce vita perché non sento proprio tutto sto caldo. Comunque, dal bagno, oggi ho fatto un acquisto che stavo aspettando di fare da una vita. Ce l'avevo nei salvati per dopo su Amazon. Oggi vado su Amazon e vado a controllare sto coso perché c'era il messaggio, quello che compare su in alto, che ti dice che c'è stato un cambiamento di prezzo. Non è proprio così, ma insomma, entro e vedo che quella cosa che desideravo tanto era a soli 95 euro. Solitamente le ultime volte che l'avevo guardato era a 138, una cosa del genere, 138, 139, 137, ma mai 95 euro, sicché ho fatto l'acquisto del secolo. Che cosa ho comprato? Quell'aggeggio, dopo i 30 anni è così, quell'aggeggio che dopo i 35 è ancora peggio, per pulire la tappezzeria, le tappezzerie, le stoffe, il divano, la tappezzeria della macchina, quell'aggeggio che ciuccia lo sporco, cioè meraviglia, l'ho comprato, ce l'avevo lì da tantissimo, ce l'avevo lì veramente da tantissimo. E l'altro giorno stavo parlando con la mia amica, la scorsa settimana, che lei si è fatta questo regalo e le ho detto anch'io lo desidero tanto, infatti ce l'ho lì nel carrello, uno diverso, un altro marchio ha preso lei, meno potente rispetto a quello che ho preso io, e gli ho detto anch'io lo vorrei tanto, ce l'ho lì in attesa che si abbassi di prezzo, che su Amazon capita insomma che ci siano degli sconti belli consistenti, e quindi niente, l'ho preso, cioè ne avevamo parlato proprio la scorsa settimana. E oggi entro, vedo che costa 95 euro, cioè devo prenderlo. Anche per lavare il tappeto, quello di là, non so se quello che piace tanto a Pepe, ecco, lavandolo a mano non si lava veramente, gli dai una passata in superficie ma non riesce a lavarlo veramente. Invece con quella roba lì secondo me verrà fuori tanto di quello sporco che rimarrete scioccati. Quindi aspettatevi un video su quella roba lì. E soprattutto vorrei utilizzarlo sul divano. Allora, il divano che c'è di qua sarebbe da cambiare. A parte questo, se lo cambiamo, questo qui lo diamo alla proprietaria perché è suo, glielo mettiamo giù di sotto e noi ne prendiamo uno nostro, che se anche dovesse rovinarsi coi gatti è nostro. Cioè io ho l'incubo, già i gatti hanno rovinato le porte di legno, i davanzali di legno. Cioè, se per caso noi dovessimo andare via da qua, sarà tutto da sistemare. L'incubo, io ho l'incubo, sono soldi. Quindi, a parte che siamo qui da tanti anni, quindi ci sta che le cose si siano rovinate. Anche la cucina si è rovinata, ma chiaramente siamo qui da quanti anni? 13, 12, 13, non mi ricordo. Quindi, insomma, ci sta che la cucina, quando eravamo arrivati qua, non era nuova, era di seconda mano. Quindi, cioè, è anche brava a durare quella cucina, veramente. Comunque, tornando al discorso di prima, il divano è sfoderabile, ma non lo sfodero, perché l'ho fatto una volta, è stato un incubo rimettere le fodere ai cuscini, cioè è stato un incubo. Io lo copro sempre col copridivano, certo, comunque sporco, cioè sono anni di sporcizia, quindi che lavare così superficialmente non lavi veramente. Quindi non vedo l'ora che mi arrivi quell'affare per provarlo. So che lascerà comunque abbastanza bagnato il divano, quindi è un lavoro da fare quando c'è un po' più caldo o quando ho la possibilità di mettere fuori i pezzi ad asciugare al sole. Ecco, sì. Però non vedo l'ora che mi arrivi quel macchinario, quel coso, perché sono troppo bello. Non vedo l'ora che arrivi. Dovevo darvi questo aggiornamento perché mi sento strafelice di aver fatto questo acquisto e di aver pagato relativamente poco, perché so che ce ne sono che costano anche 200, 300 euro, 400. Io in realtà ne ho preso uno di un marchio che non ho mai sentito, però le recensioni sono super positive
e costa meno di altri e è più potente rispetto ad altri. Cioè io vado sempre a vedere, anche per l'aspirapolvere senza fili, io vado sempre a vedere la potenza del motore, perché tante volte un marchio famoso non vuol dire che vada meglio di uno meno famoso, bisogna guardare le caratteristiche tecniche. Vabbè, adesso mi metto gli orecchini e poi... Ma fuori veramente c'è il sole? Vabbè, oggi mi sono alzata prima del solito, mi sono svegliata alle 7:20, così, da sola, senza sveglia. E allora sono rimasta a letto fino alle 8, poi mi sono alzata e sono rimasta a letto a ciacciare col telefono, Poi mi sono alzata, ho fatto le mie cose, ho fatto colazione e niente, adesso mi sistemo un po' i piedi, visto che tempo ne ho, e poi non lo so, mi sistemo i piedi. Vi avevo lasciati dicendovi che mi sarei fatta la pedicure. Ebbene sì, quel giorno io la pedicure l'avevo fatta. Da una pedicure sono arrivata a pulire la casa intera. Cioè, vi rendete conto? Beh, alla fine pulizia, sistemazione piedi, pulizia, sistemazione casa. Ci sta, no? Il collegamento. Quindi, lavato bene il pavimento e vorrei rilavarlo perché sicuramente verrà su ancora sporco. Ma ho cambiato il copridivano perché era sporco. Non so se ve ne eravate accorti. In una clip si vedeva dello sporco lì su quel pezzo perché ci aveva vomitato. Quindi ho cambiato solo il copridivano perché i cuscini profumano ancora, non ha senso cambiarli. Li cambierò prima di Pasqua, ma cioè li ho lasciati comunque questi, tanto come anche questi qua li ho lasciati. Quindi ho cambiato solo il copridivano e io Pepe. Ho pulito bene tutto il pavimento. Ho pulito benissimo, benissimo il bagno che vi ho detto che era sporchissimo. Ecco, questo l'ho pulito bene e il tappeto che avevo in cucina, chiaramente lavato, l'ho messo qua in bagno. E secondo me in bagno ci sta molto bene. Adesso lasciate perdere un po' gli asciugamani messi male, però secondo me qua in bagno ci sta bene come tappeto. E poi a me piace perché non scivola e posso passarci sopra l'aspirapolvere tranquillamente. È perfetto. Anche lavandolo non si è rovinata la gommina sotto, quindi perfetto. Quindi pulito il bagno, pulito tutto e guardate anche qua all'ingresso non c'è più niente, a parte la legna lì, non c'è più niente, ho cambiato il tappeto. Quest'oggi invece sono in questa situazione. È passato qualche giorno, sto editando video, ho detto concludo questo vlog, poi ne inizierò un altro dopo questo, chiaramente come sempre. E niente, ho sbaraccato un po' la camera, devo rifare il letto, io adesso mi metterei qua così, oh, sul materasso, oh che ben, vista cielo con le nuvole, però c'è un'arietta gelida sotto, coperte all'aria. Questo è il cuscino che ho sfoderato, il cuscino che sta usando Franz, che è fatto di 3 strati. Questo è quello di Emma Materassi, è il cuscino di Emma. L'ho sfoderato e ho lavato la fodera perché era ora. E boh, anche il mio è sfoderato. E basta, quindi adesso devo rifare il letto. E cos'altro? Ho pulito un po' il materasso con l'aspirapolvere. Mi piacerebbe, un'altra cosa che mi piacerebbe, se c'è qualche azienda all'ascolto e vuole mandarmi un regalo, chiaramente facendo poi una recensione, io vorrei tanto, come si chiama il battimaterasso elettrico? Lo possiamo chiamare così? Quello che ti segnala dove ci sono più acari. Non so se sia vera sta cosa, però mi ispira un casino quell'aggeggio. Non l'ho ancora cercato su Amazon, non l'ho messo nel carrello, quindi se qualche azienda vuole mandarmelo io sarei felicissima di riceverlo, e altrimenti sarà uno dei miei prossimi acquisti per la casa. Niente, adesso sul serio devo rifare il letto, che è ora, che ormai sono circa 2 ore che è così la situazione in questa camera, quindi devo dare una sistemata. Quello zainetto devo svuotarlo e devo lavarlo. Quei pantaloni sono da finire di utilizzare, di sporcare, insomma finire di sporcare. E quando farà un po' più caldo laverò anche questo piumino, è che questo è di piume vere, cioè è lurido, è di piume vere, quindi ho bisogno che faccia veramente caldo per poterlo lavare, che si deve asciugare bene.
E basta, quindi questa è la situazione, non mi faccio vedere perché sono in condizioni pietose. Io vi ringrazio per essere stati in questo vlog con la notizia del secolo che ho comprato quel ciuccia sporco che non vedo l'ora che mi arrivi e dovrebbe arrivare oggi. Quindi vi lascio, vi abbandono, vi aspetto al prossimo video. Lasciatemi un commento, un like e un hype e alla prossima. Ciao!